Anche le bombe di Obama. Ma io vorrei portare sempre il ragionamento. Io non ho paura di confrontarmi con gli altri, però per confrontarsi con gli altri, in questo caso parliamo con i musulmani, bisogna stabilire alcune regole, diciamo. Innanzitutto capire se condividiamo lo stesso concetto di libertà, che noi l'abbiamo conquistato con una fatica che è durata guerre, secoli, anni, e oggi siamo in uno Stato moderno, ancorché non funzioni, a rivendicare ancora diritti, a far valere la democrazia, perché siamo riusciti ad evolvere. Ma il concetto di libertà che ho io, quello che mi piace ricordare con questa formula che un saggio ha detto, è l'arbitrio del singolo. L'arbitrio vuol dire la massima espressione di libertà, che coesiste con l'arbitrio degli altri secondo un principio di tolleranza e in forza delle regole della responsabilità. Questi concetti qua un musulmano non esistono, direttore, perché la libertà, la parità di genere per loro non esiste. È inutile che mi dicano che le donne accettano, vogliono, gli sta bene vivere un ruolo che è marginale, ancillare, secondario, servile a quella figura dell'uomo. È un dato evidente. È un dato evidente. La donna è un oggetto per il mondo musulmano. È una realtà secondaria, ancillare, ripeto, un qualcosa che non va. E quindi noi che vogliamo la libertà, vogliamo la parità dei diritti, diciamo con forza che evidentemente quando la religione musulmana, nelle sue varie articolazioni interpretative, perché abbiamo anche questo aspetto, che non c'è un'unica linea, abbiamo delle fazioni, degli orientamenti diversi all'interno del mondo musulmano, per cui c'è un imam che interpreta in un certo modo la Sharia, un altro che la interpreta in un altro ancora, e quindi non viene anche un capo, la Chiesa per esempio ha il Papa, il quale una volta veniva ritenuto infallibile, dava la sua interpretazione, la Chiesa ne discuteva, quella interpretazione. L'Islam non è così, quindi è difficile anche da gestire il rapporto. Chiaro che un imam che è a Mestre o a Marghera o a Padova, interrogato in questo momento, dice condanniamo la violenza, ma in realtà fanno veramente l'applicazione, io faccio un passo indietro, del concetto di libertà che ho detto io, di parità dei diritti di genere? No, non c'è. E quindi vuol dire che questa è una espressione religiosa che va in qualche modo contenuta nelle sue manifestazioni. Io sono per la libertà assoluta, ho detto il concetto prima dell'arbitrio, no, dell'arbitrio mio con l'arbitrio degli altri e della tolleranza che crea il meccanismo di regolazione. Però l'Islam non è questo, dobbiamo prendere atto che non è questo e quindi attraverso una legalità che ci protegge, che va esercitata con rigore nei confronti dei cittadini e anche di chi a maggior ragione entra da persona terza nel nostro territorio. E ripeto, per me, per salvarci da questo pericolo, direttore, è la laicità delle istituzioni. Solo la laicità delle istituzioni consente, lo ripeto ancora una volta, di far valere quello che noi nel nostro territorio, in questa Repubblica Serenissima, nel 1606 abbiamo difeso addirittura dallo Stato Pontificio. È una cosa grandissima.